non ci sono state tante azioni da gol, potenziali ci sono state primo e secondo tempo, non siamo stati abbastanza cattivi da attaccare queste palle. Sotto il profilo del gioco penso che abbiamo attaccato per tutti i 90 minuti senza mai subire l'avversario, perché non credo che abbiamo mai subito l'avversario. Il nostro portiere è stato inoperoso per tutta l'intera gara. E oggi avevo chiesto ai ragazzi di giocare per me, di giocare soprattutto per loro, perché quando giochi per l'allenatore giochi per te stesso anche. Hanno dato il massimo. Non era facile da affrontare questa partita perché veniamo da una partita dove se ne sono dette di tutti i colori e avevo chiesto di uscire fuori tutto quello che avevano dentro, la dignità che hanno, non l'impegno perché quello me l'hanno sempre dato, ma la cattiveria. Oggi si è visto poco in più, è una squadra giovane, è una squadra che deve crescere e acquisire fiducia in se stesso. Questa settimana non ho avuto nessuna difficoltà a preparare questa partita perché abbiamo fatto tutta la settimana partitelle, ci siamo solo e esclusivamente divertiti, perché penso che dopo domenica, perché era un derby domenica e tutti ci tenevano, ho puntato tanto sulla rivalsa dei ragazzi e sul rispetto, l'amor proprio, l'amore per quello che si sta facendo, il rispetto di se stessi, il rispetto del suo staff, del suo allenatore. Questo per me è molto importante. Una squadra giovane è imprevedibile, so che possiamo crescere tantissimo, però alla fine guardo sempre la partita successiva. Qualcuno manca purtroppo di personalità, perché c'è un rigorista che deve battere i rigori, nessuno si deve presentare sulla palla se non il rigorista. Sicuramente in settimana si parlerà di questo, ma sono certo che non succederà mai più, ho la certezza di questo. È andata come l'abbiamo preparata in settimana, più o nemmeno, e il mister ha lavorato su tutti i piccoli dettagli e l'abbiamo seguito. Sono molto contento per il gol fatto dopo il rigore sbagliato. È stata una grande liberazione perché per un attaccante molto dura. Poi siamo stati bravi a fare il 2-0 e ne siamo molto contenti per questi 3 punti. Ci siamo guardati e abbiamo detto che dovevamo portare i punti a casa. Poi Nico ha messo una grandissima palla e l'ho subito attaccata. Ho fatto una stupidaggine a levarmi la maglia, a prendere il secondo giallo per mancanza di lucidità. Ho buttato la palla fuori senza sapere cosa ho fatto, ero poco lucido, infatti chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10, però conoscendoli hanno lottato su ogni pallone meglio di quando eravamo in 11. Noi giochiamo sempre allo stesso modo, sia in casa che fuori casa. Il nostro obiettivo è portare a casa sempre 3 punti. Certo, sappiamo che a Mazara è un campo molto difficile, anche conoscendo la squadra. Fare gol comunque è sempre bello, però a noi interessa sempre la vittoria. Interessa portare sempre 3 punti a casa, poi chi segna. Certo, fare gol è sempre bello, però l'importante è vincere.